Eder. Mech. Pallister. Alle ore 16:54 del 5 gennaio 2022, sull'utenza telefonica 70.218 intestata ed in uso a Sterpin Claudio viene registrata una comunicazione telefonica tra quest'ultimo e la giornalista del quotidiano di Trieste, Laura, utilizzatrice dell'utenza 4002. Nel corso della conversazione, la giornalista lo avvisa che, nel comprensorio dell'ex OPP, la polizia ha rinvenuto un sacco con un corpo all'interno, non precisando di che tipo di sacco si trattasse. Sterpin, appresa la notizia, non si dimostra affatto sorpreso affermando che era stato lui stesso a fornire alla polizia delle indicazioni su dove orientare le ricerche e che, pertanto, le sue supposizioni erano corrette. Nel prosieguo l'uomo fa menzione del fatto che il corpo si trovasse in un sacco di colore nero. Si evidenzia che la giornalista, nella sua conversazione, non aveva accennato al colore del sacco. Alle ore 10:47 del 12 gennaio 2022, sull'utenza telefonica 4662 intestata a Zio Fulvio, viene registrata una comunicazione telefonica tra quest'ultimo e l'usuario dell'utenza 21953 intestata a tale Virgilio. Nel corso della conversazione, Covalero comunica all'interlocutore che, qualche giorno prima che venisse divulgata la notizia che Liliana era stata trovata all'interno di alcuni sacchi neri, si era incontrato con lo Sterpin nella zona di via Capofonte. In quella circostanza il Covalero aveva notato una macchina da cucire di quelle antiche abbandonata vicino ad un cassonetto dell'immondizia ed aveva chiesto a Sterpin se avesse potuto caricarla a bordo della sua vettura, acquisendo il suo consenso. Una volta aperto il portabagagli, Covalero aveva osservato la presenza, al suo interno, di un sacco nero dell'immondizia. Covalero collocava l'episodio in prossimità del rinvenimento del cadavere della Resinovic. Le solite coincidenze tra Covalero e Sebastiano, come feci notare in un video di 2 anni fa, anche Sebastiano ammise di avere una stranissima passione per le macchine da cucire. Alle ore 20:37 del 22 febbraio 2022, sull'utenza telefonica 70.218 intestata ed in uso a Sterpin Claudio, viene registrata una comunicazione telefonica tra quest'ultimo e l'usuario dell'utenza 46112 intestata a Resinovic Sergio. Nel corso della conversazione Sterpin tenta di giustificare il perché aveva fatto accenno al sacco nero, verosimilmente in quanto tale particolare era stato riportato dal giornale, affermando che già allorquando era andato a cercare la Resinovic unitamente a Fulvio, i giorni antecedenti il suo ritrovamento, avevano cercato, appunto, un sacco di quel colore posto che i sacchi per l'immondizia sono generalmente di colore nero. Appare del tutto singolare, a tal proposito, il fatto che lo Sterpin fosse andato alla ricerca di un sacco nero all'interno del quale poteva trovarsi il corpo della Resinovic, quando, in realtà, non era ancora noto se quest'ultima fosse ancora viva o morta. Come già detto il 19 dicembre 2021, all'esito della prima analisi effettuata sul dispositivo cellulare Apple XS Max della Resinovic Liliana, era stato rilevato il seguente messaggio: stiamo facendo. Questo era presente sulla piattaforma WhatsApp e inviato alle ore 22:43 del 14 dicembre 2021 dall'utenza 31.365 e memorizzata con il nome Gabri Salvo. Si evidenzia, in merito, che la citata utenza è intestata ed in uso a Micheli Gabriella il momento in cui quest'ultima ha inoltrato il predetto messaggio sul cellulare della Resinovic coincide con quello in cui la predetta Micheli, il suo compagno Nasti Salvatore e Visintin Sebastiano si trovavano in questura affinché il Visintin sporgesse denuncia di scomparsa della propria moglie. Come già comunicato il 20 gennaio 2022, alle ore 09:57 del 3 gennaio 2022, sull'utenza 70.218 intestata ed in uso a Sterpin Claudio viene registrata una comunicazione telefonica tra quest'ultimo e Nasti Salvatore, proprietario del numero 891 30. Nel corso della conversazione quest'ultimo, che si trova in quel momento unitamente alla compagna Micheli Gabriella nei pressi del Teatro Basaglia, sito nel comprensorio dell'ex OPP, nelle vicinanze del luogo dove è stata rinvenuta cadavere la Resinovic, invita lo Sterpin a raggiungerla per prendere un caffè al bar Posto delle Fragole, sito nel medesimo comprensorio. Nella circostanza Sterpin afferma di non conoscere particolarmente la zona di quel parco e viene guidato telefonicamente dallo stesso Nasti per raggiungere il luogo dell'appuntamento. Lo Sterpin si intrattiene nel comprensorio dell'ex OPP per circa un'ora e mezza.
Tale dato è riscontrato dall'esito dell'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza posizionate sugli autobus della Trieste Trasporti, che hanno percorso la tratta 12 per il periodo temporale compreso tra il giorno 31 dicembre 2021 ed il 5 gennaio 2022, ossia il tragitto posto tra il comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico. Più in particolare via Edoardo Weiss, ossia la via limitrofa al luogo del ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovic, e la zona di Borgo San Pelagio, capolinea sito in via Capofonte. Gli stessi autobus effettuano anche un'ulteriore sosta prolungata in piazzale Gioberti. Il giorno 3 gennaio, le telecamere registravano la presenza dell'autovettura Renault Clio di proprietà di Sterpin Claudio, in particolare i punti della tratta sopra menzionata come di seguito specificato. Alle ore 11:40 minuti e 12 secondi l'autovettura veniva ripresa mentre imboccava la via San Cilino, proveniente da viale Raffaello Sanzio. Alle ore 12:05 minuti e 31 secondi l'autovettura veniva ripresa in sosta nei pressi del capolinea di via Capofonte. Alle ore 12:37 minuti e 50 secondi l'autovettura veniva ripresa ferma nei pressi di alcuni bidoni della spazzatura siti in via Capofonte. Quanto appena sopra indicato trovava, altresì, riscontro dall'analisi dei dati registrati dal dispositivo satellitare installato sulla medesima autovettura, così come meglio evidenziato. In data 3 gennaio 2022 tra le ore 10:02 minuti e 32 secondi e le ore 11:33 minuti e 05 secondi, l'autovettura si trovava nei pressi dell'area denominata ex OPP e dalle successive ore 11:47 minuti e 30 secondi fino alle successive 12:55, 24, si trovava in via Capofonte, zona Borgo San Pelagio. 2 giorni dopo, precisamente la mattina del 5 gennaio, Sterpin Claudio si presenta in questura indicando quale luogo dove la Resinovic possa essersi recata il giorno della scomparsa. Proprio l'ex OPP. Nel corso della redazione del predetto verbale Sterpin, avendo necessità di comunicare con Nasti, lo contatta all'utenza 89130. Nel corso della quale telefonata Nasti chiede a Sterpin se avesse riferito in merito all'ex OPP, ricevendo risposta affermativa. Nel pomeriggio del medesimo giorno 5 gennaio il corpo di Liliana Resinovic viene ritrovato proprio all'interno dell'ex OPP. Il 19 febbraio 2022, Grassi Laura, ossia la moglie di Gramegna Giuseppe, una coppia di amici di Visintin Sebastiano e Resinovic Liliana, nel confermare quanto già riferito dal marito Gramegna Giuseppe, evidenziava che alcuni giorni prima di Natale 2021, Visintin Sebastiano si era presentato presso la loro abitazione chiedendogli di custodire 5 hard disk che il predetto Visintin gli consegnava. Inoltre, il 16 dicembre 2021, 2 giorni dopo la scomparsa della Resinovic, il medesimo Visintin aveva loro portato una macchina fotografica che avrebbe dovuto essere consegnata ad un comune amico, tale Arturo. Nella circostanza, Sebastiano le aveva chiesto se fossero stati disponibili a custodire 20.000 euro, significando che la donna aveva risposto negativamente. Alla richiesta su che idea si fosse fatto a proposito della scomparsa della moglie, Sebastiano avrebbe risposto testualmente: "Ah, si è suicidata". Le circostanze sopra evidenziate inducono a ritenere che queste persone possano essere a conoscenza di fatti o atti sinora volutamente celati o non riferiti e, pertanto, si chiede di valutare l'opportunità di voler richiedere l'autorizzazione ad installare all'interno delle vetture, in oggetto indicate, nella disponibilità di Visintin Sebastiano, Sterpin Claudio e la coppia Nasti Salvatore e Micheli Gabriella, idonea attrezzatura finalizzata a carpire le comunicazioni tra presenti che intercorreranno a bordo delle stesse. La predetta attività di captazione consentirebbe di venire a conoscenza di determinanti elementi di indagine non altrimenti acquisibili, utili alla ricostruzione degli accadimenti e o a fare emergere eventuali elementi di reità a carico dei soggetti in argomento. Si valuti anche l'opportunità di autorizzare alla duplicazione delle chiavi delle vetture in argomento, il cui codice è già in corso di acquisizione gratuita presso le case madri. Oggi ci siamo anche recati con un pretesto presso le abitazioni in via del Bosco ed a Muggia, in lungomare, Venezia, al fine di identificare le persone abitanti nei predetti immobili. In via del Bosco, dopo aver suonato i vari citofoni, rispondeva solamente una condomina di nome Linda. Chiedevamo alla stessa donna informazioni in merito a presunti schiamazzi che sarebbero avvenuti nello stabile in questione.
ci rispondeva di non essere a conoscenza di alcun evento particolare avvenuto nel condominio, aggiungendo che nessuno degli altri condomini le aveva mai menzionato nulla in proposito. Poi aggiungeva che, tra questi, vi era una signora che abitava al secondo piano, cognome sulla Sterpin, della medesima età degli operatori, che andava e veniva a Trieste in quanto proprietaria di una casa in montagna posta in località non precisata. L'appartamento in questione, sito al secondo piano, riportava sul campanello esterno la dicitura con le sue iniziali, significando che la cassetta postale di pertinenza risultava piena di lettere e di materiale pubblicitario indirizzato alla figlia di Claudio Sterpin. Siamo poi andati a Muggia, in via Lungomare, Venezia. Dopo aver suonato i vari citofoni, rispondeva Gioia, ex moglie di Sterpin Claudio. Alla stessa venivano chieste informazioni in merito ad una presunta lite avvenuta la sera precedente in occasione del carnevale. La donna riferiva informalmente di abitare da sola e di non aver udito nulla di anomalo, ovvero nessun vicino le aveva segnalato alcunché. In riferimento al procedimento penale in oggetto indicato, si trasmette l'allegato verbale di dichiarazioni rese da Gabriella, la quale ha consegnato a personale dipendente uno scritto ricevuto via WhatsApp da Sterpin Claudio che lo stesso avrebbe dovuto far recapitare, nel corso dell'odierno pomeriggio, anche all'avvocato Gentile Nicodemo. In sintesi, lo Sterpin comunica al predetto legale che, in occasione delle dichiarazioni rese in questura il 15 dicembre 2021, aveva riferito di incontrarsi con Resinovic Liliana, oltre che a casa propria, talvolta anche presso la ex sede sociale in via Pondares 10, della quale la predetta Resinovic aveva una copia delle chiavi. Di ciò era, altresì, stato messo al corrente il proprietario dell'immobile, tale Roberto Furlanic, il quale sarebbe stato a conoscenza della relazione intercorrente tra lo Sterpin e la Resinovic. Carissimo Nicodemo, su invito di Gabriella Micheli, ti confermo con la presente che le mie dichiarazioni spontanee rilasciate alla Questura di Trieste nella mattinata di mercoledì 15 dicembre US comprendono il particolare che, negli ultimi mesi, gli sporadici incontri con Liliana, legati alla nostra affettuosa pluridecennale amicizia, si fossero intensificati e trasformati in qualcosa di più serio e profondo. Oltre il martedì a casa mia, talvolta questi avvenivano, semplicemente per prendere una birra o uno spritz lontano da occhi indiscreti, nella nostra ex sede sociale di via Pondares 10. Momentaneamente abbandonata e della quale, soprattutto per motivi di comodità nel caso lei fosse arrivata all'appuntamento prima di me, magari ancora alla ricerca di un parcheggio. Le avevo fornito una copia di chiavi e di questo fatto avevo informato, per correttezza, il proprietario dell'immobile Roberto, il quale, buon conoscitore di entrambi, era a conoscenza della nostra relazione. A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con i più cordiali ed affettuosi saluti. Claudio Sterpin. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.